Ogni tassello della vicenda al vaglio per cercare di cristallizzare ogni elemento utile a ricostruire l'accaduto e determinare le iniziative da assumere in relazione alla condotta dell'autore dell'investimento, l'autista tedesco di 62 anni che secondo le indagini della Procura di Vicenza avrebbe travolto e ucciso con il camion il campione di ciclismo Davide Rebellin mentre si allenava lungo la regionale 11 a Montebello Vicentino. Gli investigatori potrebbero arrivare a chiedere anche una misura cautelare, viste le dinamiche dell'incidente e la fuga dell'uomo che lavora in Germania. Autista con precedenti in Italia, nel 2001 era stato condannato dal Tribunale di Foggia per essere fuggito dopo un incidente senza prestare soccorso, pena poi dichiarata estinta per decorso del tempo. Nel 2014 gli era stata invece ritirata la patente a Chieti per guida in stato di ebbrezza. E all'indomani della notizia dell'individuazione del camionista, che rimane libero, indagato per omicidio stradale con omissione di soccorso, il dolore lascia spazio alla rabbia. Questa persona va punita per quello che ha fatto. Sappiamo che è recidivo. La gente non può accettare che, sapendo chi è, non si possa andare a prenderlo e fargli pagare il reato incredibile che ha commesso. Che lì in Germania non c'è, come si chiama, omicidio, reato stradale, ma come si fa? Ha ammazzato una persona. Dopo lì stamattina ho letto che si era anche fermato, è andato a vederlo e dopo prende su va via. Il sbaglio è che è andato via col camion. Si poteva fermare subito, no? Se ne accorgeva, chiamava subito qualcuno. Vicenda sulla quale si è espresso anche il vescovo di Vicenza. Io ho cominciato subito a pregare per lui perché il Signore lo accolga in questa morte improvvisa e imprevista e i suoi familiari che riescono veramente a comprendere che è una cosa difficilissima, quello che è capitato è avere forza e coraggio per dare il meglio di sé anche nella vita che continua.